Marta Novello ha confermato la rapina. La 26enne aggredita e trascinata nel fossato in via Marignana, Marocco di Mogliano, colpita con 23 fendenti, ha confermato ieri l'ipotesi emersa fin dalle prime ore, ovvero quella dell'aggressione a scopo di rapina. 3 ore di colloqui in ospedale ieri, dove la giovane finalmente ripresa dopo un delicato intervento chirurgico ha parlato con chiarezza. Ha raccontato, come confermano gli inquirenti, di essere stata avvicinata dal quindicenne che ora si trova in carcere. Il ragazzo voleva soldi e una volta capito che non sarebbe riuscito a portare a casa nulla, ha inveito contro di lei brutalmente. Poi il racconto si ferma. Marta ha perso conoscenza e solo l'intervento degli operai che bloccano il quindicenne, che ormai ha perso il controllo, le salva la vita. Ieri in ospedale, oltre che dal PM e dai carabinieri della compagnia di Treviso, Marta è stata sentita anche dai militari del reparto analisi criminologiche, sezione atti persecutori. A loro il compito di raccogliere dalle testimonianze di Marta anche elementi utili per stilare il profilo psicologico del suo aggressore e da lì il contesto nel quale possa essere maturato il suo bisogno di soldi. Nei prossimi giorni saranno sentite altre persone, al settaggio gli SMS del cellulare del ragazzo, i dati del computer. Lì, in quelle conversazioni, gli inquirenti sono sicuri di poter trovare la traccia del movente. Il bisogno impellente di avere del denaro forse per saldare un debito e la rabbia sfogata contro la sua vittima che nulla aveva in quel momento da dargli. Il profilo, una volta completato, sarà consegnato alla procura.